in collaborazione con Cari amici, care amiche, adesso dobbiamo salutarli. Sì. Perché loro pensano che noi finiamo qui con questa puntata, finiamo la serie delle Olimpiadi, però ragazzi, poi ci tornate a vedere, a sentire, a balbettare qualche volta. Ma certo, magari. ma noi ci teniamo molto che ci seguono. C'è vero. Seguiteci, che noi vi diamo ogni giorno un'emozione straordinaria. Guarda che ci sentono anche da Fontanelle. Ah sì? Sì, qui dei Fontanelli dicono: ma che bravo che sei, Armando. Tutto il mondo, quando Tutto dico il mondo. tutto il mondo. Ma è vero, non è bugia. Già. Veramente. Già, a Vazzola. Sì. Siete mai passati per Vazzola? Ma Vazzola è qui vicino a noi, ma io ti posso decretare delle Ma persone. no, ma quando dici il mondo è nel mondo, Esatto. tutto il mondo ci segue, tutto il mondo ci segue. Siamo alla puntata, diciamo, che segue. Naturalmente abbiamo seguito l'andamento delle Olimpiadi, abbiamo visto immagini, abbiamo visto la neve, abbiamo visto i piatti che abbiamo presentato, abbiamo visto i nostri amici, le manzane e i bibanesi con Armando e naturalmente vogliamo finire il circuito, chiamiamolo così, delle Olimpiadi con un piatto veramente un bel piatto, un piatto sostanzioso, un piatto che oltre che a dare energie per continuare nella vita, vi dà anche un rilassamento e un senso di tranquillità e gioia per le vittorie e anche per le sconfitte, per carità. Certo. Però noi siamo bravi e vinciamo quasi sempre. Allora, Armando Zanotto nel 1960 era ufficialmente chef delle Olimpiadi di Roma. Vero? Di Roma. Ecco. E quest'anno vogliamo realizzare qualcosa, abbiamo voluto realizzare qualcosa con Armando Zanotto che ci facesse ricordare quello che era il passato. Quanti anni il nostro amico Armando ha passato sopra i fornelli, quanta fatica, quanta esperienza, quanta gente ha conosciuto, e allora l'abbiamo voluto onorare con veramente sono stato un po' io a violentarlo, fra virgolette. Gli ho detto: mi devi preparare delle ricette che siano sì quello che è il tuo passato, ma che si abbinino un po' alla montagna e all'evento delle Olimpiadi, ma che sia anche proiettato al futuro. E tu mi hai ascoltato e hai creato delle ricette veramente straordinarie. Questa naturalmente è la ricetta che forse è un pochettino più complicata da fare, ma forse neanche. No. Però è completa, è veramente straordinaria. Orzotto alla barbabietola, puzzone di Moena e noci. Cioè già gli ingredienti sono nobili e ampi, no? Un piatto che sa di montagna, energia e Olimpiadi. E allora vogliamo finire con un piatto così che ci farà ricordare le Olimpiadi, anche quando sono finite. Cosa dici? C'è qualcosa di magico nella montagna quando si prepara a vivere le Olimpiadi. L'aria è più frizzante, i colori più intensi e tutto sembra chiedere energia, equilibrio e calore. Questo orzotto nasce proprio da qui, da un'idea di cucina sostanziosa ma intelligente, pensata per chi fa sport, per chi si allena,
ma anche per chi le Olimpiadi le vive da spettatore con il cuore che batte e gli occhi pieni di emozione. Dal punto di vista nutrizionale, l'orzo è un alleato prezioso, rilascia energie in modo graduale, aiuta la resistenza e non appesantisce. La barbabietola, amatissima dagli sportivi, dona colore e favorisce la vasodilatazione naturale. Il puzzone di Moena, questo è un formaggio? Sì. Il puzzone di Moena lui è l'anima del territorio intenso, vero, inconfondibile. Insomma, un piatto che nutre il corpo e racconta una storia. Vero. Questo è un piatto che noi l'abbiamo portato alla fine perché fosse più comprensibile che cosa, con le ricette che abbiamo presentato prima, che cosa vale, quanto vale un piatto studiato per degli eventi particolari. Certo. Che non è dietologia, questa è fantasia della mente di un maestro. Grazie. E la fantasia e la passione e il cuore sono delle componenti che fanno sì che si realizzi qualcosa di realmente diverso dagli altri. E allora, ragazzi, vi vado a raccontare gli ingredienti, ma prima però, siccome io queste ricette l'ho fatta sentire l'ho fatta leggere ai nostri amici che ci stanno seguendo poi anche in questo momento, il vino. Anna, che vino ci proponi su questa ricetta? Orzotto alla barbabietola. Ciao Armando, ciao Bruno, anche le manzane è alle Olimpiadi e con l'orzotto di barbabietola, il puzzone di Moena, ci abbiniamo un Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore di OCG Brut. Come mai ci abbiniamo una bollicina? Perché questa bollicina va a pulire la grassezza del formaggio di Moena e l'acidità va un po' a contrastare quella che è la dolcezza della barbabietola. E non vi resta che provarlo, alla prossima! Quando ti dicevo che la Anna ha sempre una soluzione, ti dicevo mica niente di sbagliato, sai, perché le manzane hanno veramente una produzione di vini, di una varietà di vini che possono andare a coprire tutte le esigenze di piatti nostri, Bene, veneti, bene. piatti Della nostra terra. con le nostre Forze, con le nostre impegni, culture, erbe, tutto. con tutto quello che troviamo sul territorio. È facile trovare tanti ingredienti sul nostro territorio. È un territorio che è ricco e nasce da una cultura contadina. Ecco perché i piatti che vengono a gustare qua, e parleremo anche della pasta ai fagioli più avanti. Sì. Ricordate che a me piace la pasta ai fagioli. Sì, anche agli atleti che va bene. Allora, gli ingredienti per 4 persone. E qua che sempre sta conflittualità tra mieti, 280 grammi di orzo. Qua è difficile, se tu dire. Mangiamo per 4 persone, mangiamo per 2. Vedremo quando che l'hai preparata. No, questo qua è molto ricco. Sostanzioso. Sì, poi va ben 4. 4. Dopo però mangiamo un'altra cosa. Sì, non è problema. Abbiamo tutto pronto. Allora, gli ingredienti per 4 persone. 200, ve li dico velocemente, 280 grammi di orzo per lato, 2 barbabietole cotte, brodo vegetale caldo, quanto basta per quello che metti dentro il piatto. Certo. Ma il brodo si fa sempre una pignata un po' più. Sì, non è problema. Il brodo naturale viene preparato con le erbe prima. Sì. Magari un po' di sale, ma se si può fare un brodo vegetale, è meglio. Ma malattia, tu con le verdure. Con le verdure nostrane. Sì. Lei che le verdure te le fa pagare salate. Porco Giuda. È vero. Ma perché mo?
Perché? Perché Va bene la fatica del contadin, pianta le verdure, raccoglile, lavale, preparale, confezionale, vedi che eccetera. costa manco a carne e verdura. Non sta manco a casa. È pazzesco. Amati, se roba amati. Sì. E a frutta. Non in parliamo. Non parliamo della frutta. La frutta sarebbe da fare una trasmissione sui costi, Sì. ma la faremo sui costi. Sì, più avanti. Però. Sì, adesso abbiamo fatto così Sai che passa alle Olimpiadi. Sì. E poi abbiamo molto da dire. Non sai perché sono deviato un po'? Perché è molto importante questa ricetta. E allora che do tutto il tempo anche dell'Esers, quello che si è scritto, no? Brodo vegetale naturalmente, 120 grammi di puzzone di Moena, questo guarda è veramente è particolare, chi non l'ha lo può ordinare anche dalla Cina. Sì. Se poi i cinesi mi portano via tutto. No, per dire che siccome siamo visti in tutto il mondo, se vogliono i cinesi, se vogliono i tedeschi, se vogliono i francesi ordinare il puzzone, basta che ordinino il puzzone. Se vanno su internet, chiedono puzzone, subito. Qua in tutto il mondo ci sono tanti quei puzzoni che non finiscono. A voglia. Va bene, 4 risate ci vanno anche nella preparazione di una ricetta così importante. Poi tanto la regia taglia quello che non va bene, lo taglia. Una cipolla bianca piccola, non serve una grande cipolla, 40 grammi di burro, olio extravergine d'oliva, mi raccomando dimmi cosa, Olio neanche baciato. Il povero Veronelli, grande giornalista, diceva sempre, mi raccomando che l'olio vergine non sia neanche baciato. Questo la dice lunga su quanto era in gamba Veronelli. Sì. 40 grammi di noci sgusciate. Sì. Beh, insomma, 40 grammi, 3-4 noci. Sì, ma non voglio più. No, perché sennò ti dà... Sì, ti dà mangiare nausea. Ti dà mangiare nausea. Timo o maggiorana. No? Perché si trova fresca. dappertutto. Sale e pepe, chissà perché non ti mette mai la quantità. Perché? Perché è secondo il palato e secondo le condizioni fisiche della persona che va a preparare il piatto. Perché adesso va di moda molto di preparare tutte le pietanze non salate, che siano dolci che piuttosto salate. Sì, è vero. Perché fa bene alla salute e il sale invece purtroppo ti danneggia un po' la salute. Allora, il nostro amico Armando, vediamo che cosa ci consiglia qui come pane da abbinare, che bibanesi abbinare a questo orzotto alla barbabietola. Sentiamolo. Armando, va bene, è il pane dei bibanesi. Guarda che io, e qui voglio fare un inciso e ringraziare Beppi da Re, il grande Beppi da Re che ha realizzato questa azienda e che ha inventato i bibanesi. Grande. È un grande. E posso dire... poi era bravissimo perché guarda che sapeva pitturare. Ah beh sì, era un artista. E le sculture. Sì. Ma veramente... Ma i figli hanno continuato con grande maestria a seguire i consigli del padre. Il padre oggi non c'è più, ma i ragazzi hanno portato avanti l'azienda veramente bravi, con continuare l'azienda capacità. Con capacità, veramente, eccetera. Veramente. E allora andiamo alla preparazione del piatto. Allora si parte con calma, quando mai noi abbiamo accelerato nella preparazione. Come piace a me, lo dici tu questo, Ma poi, sì. Sì, non bisogna aver fretta. No, bisogna aver fretta, insomma.
Tritiamo finemente la cipolla e la facciamo sudare. Ecco, qua è importante. Non rosolare, No. sudare. Una volta friggere, una volta tosta, no. Suda. Adesso pensi, miei cari amiche e amici, un termine tutto innovativo. Mi va in cerca sempre di queste robe qua, no? E ora le studi del notte, mari mi sogno. Ma perché non mettere una cosa insolita? Stasera quando che ti ammetti fai a sudare, proprio che assude. No, non la soffre, eh? No, anzi, gode. Il suo sudore si emerge nella pentola, quindi dà... No, perché metterla in una pentola e farla sudare non dice fa soffrire, no? No. Ma non la soffre, No. stai tranquillo. Assolutamente. Invece se ti fa freezer, là sì, soffre veramente. là sì. Allora, sudare dolcemente in padella con un filo d'olio, sempre quello che dicevi prima, quello di Veronelli, e una noce di burro. Ecco perché si dice la noce di burro. Bravo. Per non confonderlo con un dado, che ne mette dentro un dado, naturalmente Che è super salato. deve diventare morbida e profumata. Capito? Sì. Niente fretta. Quando tu all'inizio dici calma, perché deve diventare un piatto magico. Certo. È questo che vuoi dire, no? A questo punto buttiamo dentro l'orzo, no? E lo facciamo tostare almeno un minutino. E sai, io qui forse sbaglio tante volte. Io faccio tostare, però parlo del riso, lo faccio tostare anche 3-4 minuti. Ma è sbagliato? Il riso sì, ma questo qua no. Questo no. Sì. Sì, no, non avevo neanche mai preparato un piatto. Guarda che ti dico, è un piatto veramente eccezionale questo. Allora, sì, tu dici farlo tostare, giusto il tempo che prenda carattere. Ecco, Sì. e qui è proprio la forma mentis che tu hai di parlare del cibo come fosse Una poesia. una poesia, un dialogo che fai con qualcuno. Prende carattere, poi iniziamo a trattarlo come un risotto, Esatto. Perfetto. cioè aggiungendo poco a poco brodo caldo alla volta, mescolando ogni tanto. Nel frattempo prendiamo una delle barbabietole, e non è poi complicato come si pensa, però prendiamo una barbabietola, la frulliamo, possiamo frullarla anche prima, Sì. la frulliamo con un po' di brodo. Avendo il brodo pronto, frulli la barbabietola fino a ottenere una crema liscia e di colore meraviglioso. A metà cottura la uniamo all'orzo ed ecco che la magia comincia. Il piatto si colora e si profuma. Quando l'orzo è cotto, ma anche piacevolmente consistente, perché deve prendere consistenza, spegniamo il fuoco e mantechiamo. Ecco, attenzione, mantecare i piatti alla fine della cottura, dopo aver spento, è la cosa più pregnante che ci sia. Dà al piatto la finitura di cottura. È importante perché la mantecazione cosa fa? Rilega tutto ciò e diventa il piatto cremoso e si esprime con tutti i suoi sapori. E lo mantechiamo con cosa? Con il puzzone di Moena tagliato a cubetti. Bravo. E il burro rimasto. Sì. Copriamo, lasciamo riposare un attimo e intanto tostiamo le noci in padella. Poi le tritiamo grossolanamente. Come servire? L'orzotto deve essere cremoso, lucido, avvolgente. Sì. Lo finisce con le noci tostate,
qualche fogliolina di erba fresca e, se voglio davvero fare scena, una colata di fonduta al momento. È il massimo questo, è il massimo, Dimmelo. È il massimo. E poi aggiungo una cosa che ovviamente si faceva e si fa anche tuttora, che una volta quando tu facevi un risotto che ci va il brodo vegetale no, si portava a cottura un risotto con l'acqua naturale e veniva fuori buonissimo perché restava dentro tutti i suoi amidi che con l'acqua, no? Con l'acqua anche tuttora si porta certi risotti in cottura con l'acqua. Certo. Ecco, quindi questo è... Ma anche col fuoco, però. Sì. E qui abbiamo finito. È un piatto che parla di montagna, di sport, di energia pulita, ma soprattutto di buona cucina fatta con amore. Cuore. Con amore. E qui non possiamo che salutare i nostri amici. Speriamo che la serie delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sia piaciuta. Diamo appuntamento ai nostri amici per altre puntate con il mio amico Armando Zanotto a seguire, e un abbraccio a tutti. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti, buongiorno e buon appetito. In collaborazione con